buongiorno a tutti e ai nostri radioascoltatori. Io sono in collegamento con Michela Piccoli del comitato No PFAS, che adesso spiegheremo appunto ai nostri radioascoltatori. E Michela è di Lonigo, un paesino della provincia di Vicenza, e Lonigo è uno dei 30 comuni della zona rossa qui in Veneto. E per parlare di zona rossa e per parlare PFAS parliamo di questa esperienza familiare, appunto, che Michela insomma è una delle artefici di questo comitato PFAS. Michela, ci spieghi cosa è successo un giorno della tua vita, della vita tua e della tua famiglia? Ciao, grazie mille per avermi invitata. È l'opportunità sempre per noi mamme no FAS di creare consapevolezza nelle persone. Nel 2017 abbiamo ricevuto le analisi che andavano a verificare la quantità di queste molecole, proprio PFAS, nel sangue dei nostri figli. A marzo abbiamo ricevuto la risposta, abbiamo compreso che il sangue dei nostri ragazzi si è poi rivelato tra i più contaminati al mondo di questa molecola. PFAS è l'acronimo di sostanze perfluoroalchiliche, è un legame prodotto dalla chimica industriale, e questa molecola ha la capacità di essere estremamente persistente, tossico, ma la sua caratteristica appunto è di non essere biodegradabile. Difatti queste molecole restano dentro il corpo umano per tantissimi anni, perché il nostro corpo tende a non eliminarle, perché le scambia per ormoni. Certo. E per cui creano un'interferenza endocrina. Che cosa sono gli ormoni nel nostro corpo? Sono i postini che fanno funzionare ogni organo. E appunto i PFAS sono degli interferenti endocrini, cioè che cosa fanno? Vanno ad interferire con gli ormoni del nostro organismo. Gli ormoni sono i postini e sono quelle sostanze che fanno funzionare tutto il nostro metabolismo e di conseguenza tutti gli organi. Ora capiamo e comprendiamo bene come avere queste molecole nel nostro sangue può creare dei problemi di salute molto pericolosi. La cosa più grave, appunto, è che noi madri glieli abbiamo trasmessi ai nostri figli durante la gravidanza e poi successivamente con l'allattamento. Questo è stato dimostrato dal fatto che quando sono stati analizzati i PFAS nel sangue dei nostri figli, loro avevano concentrazioni molto più elevate delle nostre, e noi madri avevamo praticamente terzo o la metà della quantità di PFAS che avevano i nostri figli nel sangue. Questa cosa ci ha creato una rabbia incredibile. Certo, la tua maglietta, Michela, c'è scritto Maria 86.9, no? Che è praticamente il tasso che mi dicevi di PFAS che è stato trovato in tua figlia, immagino. Sì, questa è la quantità di PFOA, che è una molecola PFAS, perché di molecole PFAS ce ne sono tantissime e sono, diciamo, pressoché molto simili tra di loro, perché sono formate da un legame fluoro-carbonio. Ecco, a seconda della catena hanno nomi diversi. Questo è il PFOA, è stato dichiarato l'anno scorso cancerogeno dallo IARC e questa molecola nel sangue non dovrebbe superare i 2 nanogrammi, in realtà non dovrebbe proprio esserci. Ecco, nel sangue di mia figlia ci sono 86.9 nanogrammi per millilitro di sangue. 1 millilitro è un cucchiaino da caffè. Rispetto ai 2 non dico tollerabili, perché come hai appena detto non dovrebbero proprio esserci, però secondo le indicazioni dovrebbero essere fino a 2, quindi da 2 a 86 è una cosa incredibile come numero, sì. Voglio dire, esagerato. Sì, e questo diciamo che mia figlia è una dei ragazzi che hanno quantità di FAS più basse,
rispetto ad altri ragazzini, perché io ricordo che i figli degli agricoltori e degli allevatori avevano quantità e hanno quantità di FAS che sono pazzeschi. Ehm, c'erano dei ragazzi che avevano anche 700 nanogrammi di PFAS, 350 nanogrammi, per cui questi valori, appunto i più alti al mondo, ci hanno portato poi ad arrivare ad un processo che è partito nel 2019, dove come famiglie ci siamo costituite parti civili e tuttora c'è questo processo in corso. Caspita, e come sentite, come vi siete rivolti quindi all'istituzione parallelamente a quello che è il processo per sensibilizzare a questo tipo di problema, insomma che siamo a Vicenza, non è distante da Cavarzere dove ha sede la radio, voglio dire, però di queste notizie non sono sempre giunte così frequentemente in questa zona. Sì, diciamo che l'acqua, e questa cosa ci tengo a dirla, non per spaventare le persone, ma per creare in loro consapevolezza e dire loro di stare attente. L'acqua in falda acquifera cammina, per cui è partita da un paese che si chiama Trissino, che è a 30 km da noi, è arrivata poi, l'inquinamento è arrivato qui da noi, è arrivato nella parte di Verona, è arrivato nella zona di Padova e sta arrivando comunque nella zona di Rovigo. Sì, in effetti ti interrompo un attimo per dire cosa, per dire che Greenpeace proprio la settimana scorsa ha fatto una conferenza stampa a Roma diffondendo questi dati, insomma, in base ai prelievi che loro hanno fatto, in base, insomma, alle analisi fatte chiaramente da chi di competenza, ecco, mettiamo così. E anche Rovigo, anche Adria, tra l'altro, Adria, proprio per il PFAS di cui hai scritto sulla maglietta, è nei primi 10 del Veneto come insomma rilevamente, quindi non è esente, insomma, la zona del Polesana e la zona veneziana dove stiamo trasmettendo, ecco. E penso che tu abbia avuto occasione di sentire questo tipo di conferenza, o comunque di aver letto, chiaramente, perché è una cosa, so che segui molto, anzi molte volte sei tu che mi imbecchi in questi anni, perché sono stati questi anni, e a livello informativo, non solo a livello veneto, ma se ne parla molto di più fuori, no? Dal Veneto, quasi, che qua. Non voglio proprio fare un'affermazione così, però qui se ne sente poco, per questo anche il motivo di questa intervista. E so che ci sono stati fatti, ci sono in corso degli studi di ricerca per capire quali sono gli effetti sui giovani per la presenza di queste sostanze nel corpo. E quindi ti chiedo qualche notizia in merito, perché penso, insomma, che essendo una questione che ti sta a cuore, sei anche aggiornata su questa cosa. Allora, da un punto di vista scientifico ci sono tantissimi studi e i primi studi partono dagli anni 80, per cui noi all'inizio, noi mamme, quando abbiamo cominciato ad informarci e a studiare, avevamo già capito da subito che la situazione era gravissima. E gli ultimi studi, appunto, che sono in fase di questo ultimo studio fatto appunto dai medici dell'ISDE, è uno studio indipendente. Ricordiamoci che c'è una grande differenza tra studi prodotti dalle aziende e studi indipendenti. Chiaramente gli studi fatti dalle aziende chimiche sono studi, diciamo così, molto di parte, bisogna veramente prenderli con le pinze. Che hanno valenza da un punto di vista scientifico sono gli studi indipendenti, cioè fatti da coloro che non hanno alcun interesse a vendere un prodotto. In questo caso l'associazione ISDE, Medici per l'Ambiente Italiano, sta conducendo questo studio che va a vedere la fertilità maschile, cioè ha preso più di 1000 ragazzi abitanti nella zona rossa del Veneto e è andata a controllare appunto qual è lo stato della loro funzionalità e della loro fertilità. Siamo in attesa di questo studio epidemiologico e siamo anche noi mamme, diciamo così,
un po' in apprensione per questa cosa. Sappiamo che i PFAS vanno a colpire soprattutto le ghiandole, per cui la tiroide, l'apparato riproduttivo, fegato, pancreas, e diciamo che non è da poco. Il nostro paese, che è l'Onigo, ha un'incidenza per tumore al testicolo che è elevatissima, per cui questa cosa ci desta sempre molta preoccupazione. Certo, prima mi dicevi che è in corso appunto il processo, no? A questa ditta che ha, diciamo, sembra, anzi, ha inquinato quella che è la falda acquifera, corretto, no? Cioè, questo è, perché se uno beve l'acqua potabile e dentro ci sono queste sostanze, non è proprio potabile. È vero anche che per quando si va ad analizzare bisogna proprio cercarle appositamente quel tipo di sostanza chimica, ovvero i PFAS, perché nelle analisi diciamo normali, cioè quelle che si fanno in maniera ordinaria, non compariva, perché anche questa è stata una delle problematiche, vero? E quindi diventa anche costi diversi rispetto insomma alla normalità, chiamiamolo così. E mi dicevi appunto che è in corso questo processo che dura quindi da anni, e so che è in programma qualcosa il 7 e l'8 di febbraio. Ci racconti un attimo che cosa farete voi mamme? Allora, il 7 e l'8 di febbraio appunto parte la fase dibattimentale del processo, è una fase molto importante. Noi saremo presenti con un presidio, non siamo solo noi, ma ci sono veramente tantissimi movimenti e associazioni del Veneto e anche italiane che vengono a sostenerci. Che cos'è che noi vogliamo? Noi vogliamo giustizia. Il documento che dichiara quello che queste persone, e io voglio chiamarle delinquenti, e Gwendalina mi assumo tutta la responsabilità nel dire questa parola, per cui ti esonero da ogni forma di responsabilità. Queste persone sono dei delinquenti, io credo nella giustizia, spero che la giustizia riesca a incastrarli, perché sono scivolosi come dei pesci, dei serpenti. E che cos'è che mi dà ragione? È proprio questa maglietta. Non servono milioni di documenti. Il documento che attesta che nel sangue dei miei figli, di mia figlia e anche di mio figlio ci sono delle molecole che non dovrebbero esserci, e nel sangue dei miei figli ci sono i valori più alti al mondo. E queste persone, questi manager di questa azienda e di tutte le altre aziende che producono queste molecole cancerogene e inquinanti, devono rendere conto a noi madri e ai nostri figli. Per cui vi aspetto tutti il 7 e l'8 di febbraio davanti al Tribunale di Vicenza. Noi saremo là ad aspettare tutti e ad accogliervi. Michela, abbiamo toccato una questione molto forte, no? Questa dei PFAS, proprio perché stiamo parlando di salute, stiamo parlando di ambiente, inquinati, di questo stiamo parlando. E come dicevo prima, i dati sono stati diffusi da Greenpeace la settimana scorsa e tra l'altro avevamo anche invitato, solo che a volte insomma hanno anche altre concomitanze all'ultimo anno degli imprevisti, ma confido in futuro insieme a te di avere sia i vertici di Greenpeace ma anche il medico che sta conducendo questo studio di ricerca, no, di cui parlavamo, e mi auguro insomma che accetterà, perché fare informazione è importante, non tanto quanto per fare allarme, perché non è questo l'obiettivo, ma noi stiamo parlando di dati oggettivi, stiamo parlando di una realtà che dal 2017 mi dicevi, e via via quello che è il processo che è ancora in corso appunto sulla questione di questa ditta di Trissino, che era praticamente una conceria, no? E stiamo parlando di sostanze che purtroppo... Scusa Gwendalina, non è una conceria, era un'azienda che proprio produceva lei i PFAS. Ah, ok, grazie per la... Faceva i PFAS e poi chiaramente questi prodotti vengono poi venduti agli utilizzatori,
che possono essere le concerie, possono essere quelli che fanno le pentole antiaderenti, quelli che fanno i giubbotti impermeabili e tantissimi altri utilizzi. Questo è il prodotto, diciamo così, base che poi veniva venduto. Sì, grazie per la precisazione, Michele. Tra l'altro volevo dire anche la semplice scatola della pizza, quella di cartone, no? Quando si va a prendere una pizza per asporto, già anche quel cartone lì è intriso, insomma, di queste di PFAS. Di questo stiamo parlando, insomma, una cosa che tocchiamo tutti i giorni, è una cosa che fa parte della nostra vita quotidiana. Alcuni stati europei hanno già preso provvedimenti in merito, in modo che in tutti i prodotti di uso comune non vengano utilizzati non solo per quanto riguarda il packaging, cioè carta forno, tutti i rivestimenti del contenitori per alimenti, ma anche ad esempio giocattoli, detersivi, tutti i prodotti per la casa. La Norvegia, la Svezia, l'Olanda, la Danimarca e la Germania stanno proprio portando avanti questo processo per non metterli più sia in produzione che utilizzarli proprio per la loro pericolosità. L'Italia purtroppo non ha fatto ancora niente, nonostante l'abbiamo in tutti i modi, siamo andati al Ministero tante volte, siamo andati alla Camera dei Deputati, ma non ci ascoltano. E noi continueremo a fare informazioni su questo, come ti dicevo già al telefono. E perché? Perché la gente deve sapere di dove viviamo, in che territorio viviamo e cosa ci dobbiamo aspettare, perché è importante l'informazione, soprattutto insomma un mass media come questa radio. Michela, io ti ringrazio, rinnoviamo ai nostri radioascoltatori di venire il 7 e l'8 davanti al Tribunale di Vicenza, proprio perché appunto ripetiamo, ci sarà la parte dibattimentale di quello che è il processo di questa ditta che ha inquinato, vero? Questa è la realtà, la falda acquifera. Sì. Grazie mille e un abbraccio a tutti, grazie per avermi invitata e buona giornata. Grazie Michela, buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori.